Buongiorno, benvenuti o bentornati qui sul canale. Siamo sull'Alpe Cimbra, abbiamo lasciato la macchina in località Malga Seconda Posta. Da qui partirà la nostra avventura, una ventina di chilometri con 500 metri di dislivello e tramite una strada forestale raggiungeremo Malga Pioverna Alta. Da lì scenderemo in Val delle Lanze per poi risalire al Monte Campomolon, 1853 metri, dove troveremo il Forte Campomolon, unico forte italiano della Grande Guerra. La discesa avverrà per la stessa strada fino alla Val delle Lanze, dove ci fermeremo ai Baiti Parvia, e da lì scenderemo poi per la provinciale fino al punto di parcheggio che trovate in descrizione al video. Come sempre vi chiedo di mettere un bel like al video, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanella se volete per rimanere sempre in contatto. Prendiamo la bici e cominciamo a pedalare. Lasciamo la zona Forte Kerle verso Passo Coe con una salita abbastanza dolce. Proseguiamo sul percorso mountain bike 847 e sul percorso della Gibo Simoni Marathon. Lasciamo il sentiero Gibo Simoni e cominciamo a salire su una rampa bella tosta. Lasciato il sentiero, proseguiamo su questa strada sterrata direzione Malga Pioverna Alta. Ci siamo ricongiunti di nuovo al percorso Gibo Simoni Marathon. Lasciata la Malga, proseguiamo fino a scendere nella Valle delle Lanze.
oltrepassata la Valle delle Lanze, cominciamo a salire verso il monte Campo Molon. Finita la scalata al monte Campo Molon, siamo giunti al forte italiano, Forte Campo Molon, che durante la Grande Guerra contrastava l'impero austro-ungarico, il cui confine correva nel limitrofo Monte Maggio. Lasciato Forte Campo Molon, scendiamo verso la Valle delle Lanze, dove ci fermeremo ai Baiti Parvia. Ciao a tutti, Sono qui con Fabrizio ai Baiti Parvia. piacere. Fabrizio, cosa sono i Baiti? I baiti è tanta roba.
un paesaggio meraviglioso, immerso nella natura, prodotti tipici, tutti i prodotti della zona. Abbiamo molti intrattenimenti, dai funghi, bicicletta, il mangiare tipico, il bere buono, il mangiare buono, le piste da sci e tutto lo spettacolo della natura. Quindi vi consiglio di andare ai Baiti per Via, di fermarvi, di prendere qualcosa di buono da mangiare, giusto? E da bere anche. E da bere. Fabrizio ha davvero ragione, i bigoli all'anara sono veramente buoni. Siamo all'interno dei Baiti per Via, nelle camere che hanno a disposizione per gli ospiti. Questa è la suite principale. Per l'arredamento è stato utilizzato il legno in modo da mantenere le caratteristiche tipiche del luogo. Dopo aver mangiato ai Baiti per Via, rientriamo per la Valle delle Lanze. Concludiamo la nostra avventura da dove siamo partiti, cioè dai Tronchi. È stato un bellissimo giro, una salita abbastanza tecnica fino al Monte Campo Molon. Ringraziamo Fabrizio, titolare dei Baiti per Via, che oltre ad averci dato una buona pasta da mangiare ci ha anche aperto i baiti e spiegato un po' la sua attività. Tra l'altro è un collega youtuber, quindi vi lascio in descrizione il link del suo canale. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima avventura.